Ora bentrovati nella seconda parte del nostro telegiornale, parliamo di calcio, cominciamo con il Palermo, altra vittoria per i rosanero che battono l'Ascoli fuori casa per 1-0 grazie a un gol al 92esimo di Mancuso. Rosanero secondi in classifica. Marco Ulla. La vittoria arriva al 92esimo quando il pareggio sembrava ormai scritto e invece il Palermo continua a vincere, sbanca Ascoli con il risultato di 1-0 e colleziona il terzo successo consecutivo di Mancuso. La rete della vittoria sui bianconeri, in mischia arriva la zampata dell'attaccante rosanero entrato in campo al 66esimo e al suo primo gol con la maglia dei siciliani. Per i rosa è stata una vittoria molto complicata e sofferta, dietro non ci sono stati tanti rischi ma in attacco sono mancate delle manovre offensive pulite. L'occasione c'è stata nel primo tempo con un colpo di testa di Aurelio che è stato parato da Viviano. Nell'Ascoli ci ha invece provato Rodriguez, sempre di testa, ma non ha trovato la porta di poco. Poi l'episodio del rigore tolto dal VAR. Il Palermo ha fraseggiato molto, non trovando però tantissimi spazi. Brunori è servito poco e non riesce a incidere. Poi 3 cambi di Corini hanno dato maggiore frizzantezza alla squadra e Brunori è andato vicinissimo al gol. L'Ascoli si affida all'ex Nestorowski che però non riesce mai a tirare in porta e allora quando sembrava ormai finita ci ha pensato Leonardo Mancuso a segnare, abile a sfruttare la spizzata di Ceccaroni su corner e con una zampata a battere Viviano. Festeggia il Palermo e gli oltre 500 tifosi rosanero sugli spalti. Una vittoria d'oro che permette al Palermo di arrivare al secondo posto in classifica con una gara in meno. Adesso parliamo del Catania che oggi ospiterà al Massimino il Picerno cercando di conquistare i primi 3 punti in campionato e servizi. Ancora pienone, ancora effetto Massimino per il match con il Picerno. Catania, che ha una quota abbonamenti da Serie A, vuole spingere i rossazzurri italiani che provano a conquistare la prima vittoria stagionale. Dopo l'esordio non positivo in termini di risultato con il Crotone, gli etnei hanno saltato la gara col Brindisi e tornano in campo a 16 giorni dall'esordio assoluto. Assenti Lorenzini per squalifica, Rapisarda, Popovic infortunati, insieme a Dubickas che rientrerà con il Monopoli. In rampa di lancio Silvestri in difesa sono pronti a dare il loro contributo anche gli altri 2 nuovi acquisti, Buà e Deli. Intanto è scoppiata la grana Marco Palermo. È venuto e ha chiesto di andare in un'altra parte a giocare e quindi stiamo parlando per la sua risoluzione del contratto. La Neri ha anche evidenziato quelle che saranno le prossime mosse. Come sapete noi vogliamo sempre 2 giocatori per ruolo. Per cui dovreste prendere un altro centrocampista in caso. Sì. Intanto alla vigilia del match ha parlato Tabiani, voglioso come tutta la squadra di conquistare i 3 punti. Quando nella volta scorsa abbiamo parlato della ricerca della perfezione, penso che dobbiamo cercare di arrivare a quella per poi ottenere il risultato. Se dobbiamo riuscire a limare qualche errore che abbiamo fatto la volta scorsa, sicuramente avremo l'opportunità di fare i 3 punti. Il nostro telegiornale finisce qui, non ci sono ulteriori notizie, appuntamento con l'informazione sul Terna Sicilia alle 13:30. Nel frattempo vi lascio la rassegna stampa curata oggi dalla collega Emanuela Corsi. Grazie e buona giornata a tutti.